La salsa si svuota, ecco i mezzi della Caritas, mentre entrano nell'ex caserma per prendere in consegna la ventina di profughi ospitati nella struttura militare che la prefettura ha aperto martedì scorso tra le polemiche per accogliere e smistare gli oltre 100 immigrati arrivati nella Marca. Chiusa già da oggi dunque perché ritenuta sito non adeguato. Oggi è stata liberata definitivamente, quindi è stata giustamente valutata l'inadeguatezza di questo luogo per l'accoglienza dei profughi. Ma l'emergenza continua e resta da chiarire come sarà gestita la prossima ondata di profughi per evitare che finiscano per strada come accaduto a Montebelluna. Lunedì è previsto un summit a Venezia, un vertice convocato dal prefetto Cuttaia al quale parteciperanno il presidente Zaia e i sindaci. Potrebbe essere presente anche il capo dipartimento immigrazione del Viminale, Mario Morcone. E lunedì Manildo chiederà l'istituzione di un coordinamento regionale. La necessità di un coordinamento, il fatto che ci sia una programmazione per gestire la cosa in un modo più aderente al territorio, perché penso che sia una cosa non accettabile il fatto che alcuni profughi dormano nei giardini, come è successo a Montebelluna, o che vengano accolti seppur per il male minore in strutture palesemente inadeguate, perché il tema della salsa era che era oggettivamente una struttura inadeguata. Si attende dunque l'esito della riunione di lunedì. Intanto oggi Zaia ha inviato una lettera a tutti i prefetti chiedendo che i profughi vengano portati via dalle località turistiche per evitare che venga compromessa la stagione estiva.